laionistica. Codice dell'etica laionistica. Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione al servizio, perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, ma senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali ed azioni meno che corrette. Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri, essere leali con tutti, sinceri con se stessi. Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti degli altri
deve essere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse. Considerare l'amicizia come un fine e non come un mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non esista per i vantaggi che può offrire, che la vera amicizia non richiede nulla e che se ne devono accettare i benefici dello spirito che la anima. Sempre ricordare di adempiere ai miei obblighi di cittadino nei confronti del mio paese, del mio Stato e della mia comunità, ed agire con lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni, donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro, essere solidali con il prossimo, offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi, essere cauti nella critica e generoso nella lode, mirando a costruire e non a distruggere. Potete accomodarvi. Come avevo già detto una volta, la lettura di queste cose serve a ricordarci il motivo per cui siamo qui, per cui siamo Lions. Non si sente di più. Si sente. Così si sente di più. Poco. Bene. Sì, ho diapositive che avete visto più volte, però all'inizio di ogni meeting devo ricordare cos'è l'Aios, è la più grande associazione laica e politica di service volontariato del mondo, è international perché ogni socio può partecipare alla vita del club in tutto il mondo, ma soprattutto international nei service che fa. Sono 100 anni di service, è partita nel 1917, ha quasi 1,5 milioni di soci con 47.000 club che operano in 209 paesi. Il nostro hashtag è WeServe, nella salute, ambiente, scuola, giovani, sport e comunità, e la nostra visione di questi service è soprattutto proporre informazione e cultura e fare appunto i meeting, questo è uno, e i meeting anche hanno l'obiettivo di raccogliere fondi. Laggiù in fondo c'è una cassetta che se qualcuno vuole donare qualcosa, i fondi vanno alla Caritas di Sananiera, alla Caritas di Maiano e al Samaritan di Ragone, cioè dividiamo equamente quello che raccogliamo. La nostra attività è assolutamente volontaria, c'è il finanziamento autarchico, cioè ognuno paga una quota, comunque la quota che c'è si manda avanti il club e si fanno i service. Poi qualcuno è più generoso e magari si riesce a fare qualcosa di più. Per molti professionisti potrebbe essere un'ottima occasione per fare volontariato, perché la ricchezza del club sono i soci, poi il consiglio, la squadra, per avere dei service sia locali che di zona, di distretto, nazionali e internazionali. Questa è la differenza rispetto ad altre istituzioni che hanno significato molto importanti ma solo locali. Noi operiamo in vari campi, la miopia, forse perché sono ministra, dei campi più importanti più consolidati, però gli scambi giovanili e il posto per la pace che abbiamo presentato anche adesso alla Costituzione, al Festival Costituzione, che è stato molto apprezzato. Poi l'argomento era preciso perché era sulla pace, quindi più preciso così non si può. Abbiamo fatto quest'anno molti meeting con grande stress per il tesoriere che si è visto massacrare il conto corrente con tutte queste iniziative, però io faccio il presidente dell'Aios come lavoro troppo e anche faccio troppo come presidente dell'Aios, però vorrei che l'Aios fosse così propositivo, facesse tante cose, alcuni tutti sono stati belli per vari motivi, per tante cose. Anche il concerto verso Betlemme, fatto da Madonna di Strada, è stata bellissimo, i santi, il febbraio altrettanto, tutte iniziative molto, molto piacevoli. L'ultima è quella con Angelo Floramo, e volevo chiudere, sono stato quasi un anno che sono andato a chiedere se si poteva fare questa cosa, perché tutto parte, vediamo se parte, ecco, questa è la cassetta mitica, se volete donare qualcosa,
tutto parte da questa foto, questa è la foto credo che sia al quinto ginnasio del Studini, nella mia classe su 27 mi sembra c'erano almeno una decina di gemelli, anche nel nostro credito c'è il 10% di gemelli, quindi siccome l'annata finisce a giugno potrebbe essere una buona idea organizzare una specie di classe, di riunione di classe con un argomento che riunisse tutti i gemelli che c'erano. Io sono il primo, quello a sinistra, quello girato a sinistra, dopo qua si vede meglio perché sono quello di qua. A vedere mi fa un po' impressione perché Franca ha detto ma quello del tuo figlio no? Esatto. E per l'idea a partire da qua volevo fare una specie di cena di classe senza che fosse la solita cena di classe che dopo ci sono indicati in un lato perché sono sempre un po' così. Una parte della classe qua, una parte anche della classe A e qua è fa molto piacere, siamo sempre lì e i gemelli, queste sono immagini che devo mettere, però ci sono dei gemelli molto interessanti come altri molto bravi e molto apprezzati, poi c'è qui Bob Dylan e Naomi Campbell, poi Johnny Depp se avete visto i suoi film è un gemello classico perché fa sempre ruoli completamente diversi, non tratta da Cortellesi, non scherza, come fa tante cose diverse. Poi c'è Owens e Coppi e poi Fognini come tenista è proprio l'emblema dell'estroso e del particolare. Naturalmente il più importante di tutti questi gemelli è Dante Alighieri, quando abbiamo detto al professor Mario dello Stellini che noi avevamo dei gemelli, ma ci ha detto sì, quando gli altri venivano il calore, ce l'ha detto. Poi quello che ha studiato il gruppo ha detto guarda, no, guarda, anche Dante, allora è stato buono. Comunque, partendo da Dante Alighieri non potevano coinvolgere Angelo per fare questa serata, anche perché sicuramente sono un genio come lui, poteva trovare qualcosa da dire sul segno dei gemelli. Non ve lo presento, posso solo dire che ho una grande affinità con Angelo perché come lui sono per età dannata, cioè dei Balcani, mia madre era di Babbo, di un'isola, e quindi abbiamo grande, anche se parlo di lui, di me, qualcosa mi ricordo quello che serve per sopravvivere. Comunque abbiamo questa grande affinità. Un'altra affinità che non sa, come l'ho detto prima, è che essendo io un gemello classico ho essendo due, uno è un anarchico di sinistra spaventoso, poi dall'altra parte c'è anche quello reazionario conservatore. Allora mettendo questi due gemelli nella mia personalità divento quasi normale, ogni tanto mi fa da parte. L'altra grande affinità con Angelo è perché lui parla tanto, parla bene, ha un bel rosone, io invece sono silenzioso e sono vicino, quindi a parte gli scherzi, tutte le opere di Angelo, i suoi interventi li avete visti, avete avuto modo di sentire, di leggerli. Io lo ringrazio ancora per tutti i libri sui Balcani, perché leggendoli indirettamente si è affrancata un po' una parte mia che avevo timore a dire che sono balcanico o dannata, diciamo, senza macchie. Perché in effetti c'è un senso di pudore, stando qua, essendo immigrati, uno deve sempre così un po' di pudore, il paese, insomma, ci ho messo, devo ringraziarlo perché in parte mi ha reso molto più orgoglioso di questa parte di me. Guarda tutti i suoi lavori. Naturalmente arriviamo alla fine, ci stiamo tutti chiedendo se Angelo sarà veramente un angelo o un diavolo, io provengo più per il diavolo in questa relazione sui gemelli, perché chiamarlo Angelo è stato impegnativo, credo, e quindi ci aspettiamo tutti di vedere cosa tirerà fuori.
io lo ringrazio ancora per essere qua e lo ringraziamo tutti. Grazie. Grazie sicuramente per le parole utilizzate, per la cortesia dell'invito e per il piacere dell'invito, che è sempre delizioso perché si ritrovano tanti volti amici, tante conoscenze, tante intersezioni, e poi perché insomma si respira un'area di condivisione, di bellezza e poi anche di piacevolezza della mensa fiorita, perché a proposito di mondo balcanico mi sono state promesse delle cose molto succulente, non voglio anticipare nulla per non rovinare la sorpresa, ma Angelo o Diavolo, non lo so, probabilmente la mia parte gemellare, in quanto Angelo, lui lo sa, mi hanno ritirato le ali per eccesso di peso da tanti anni, e quindi forse la parte demoniaca è quella che riesce a rimanere più attenta e più vigile, anche perché parleremo di diavolo stasera, di diabolè nella sua etimologia. Diabolè in greco vuol dire proprio colui che divide, quindi è il doppio per eccellenza. Parleremo proprio di gemelli. Io ho inserito un piccolo sottotitolo che è la vertigine del doppio, perché la sensazione del doppio, come avrebbe detto Umberto Eco, è davvero una vertigine. L'idea che esistano molti sosia di ciascuno di noi nel mondo statisticamente provato, ma non solo, il fatto che dentro di noi ci siano delle moltitudini, questo implica che forse aveva ragione il buon Pirandello nel dire che siamo uno, nessuno a 100.000, e che ci immiliamo un po', no? La vita è come la superficie screziata di un diamante non puro in cui noi ci specchiamo e vediamo tante immagini di noi stessi, ma qual è l'immagine reale, qual è l'immagine vera? Cominciamo però sicuramente dal mito, e rubo a Leonardo il calamo e la penna, perché questa è Leda, la bellissima Leda, di cui un giorno si innamorò quell'impenitente donaiuolo che era Zeus, o Giove, chiamatelo come più vi piace, un dio che amava moltissimo la bellezza muliebre. L'amava a tal punto da trasformarsi di volta in volta in uno dei tanti animali che compongono lo zoo delle sue espressioni, delle sue manifestazioni. Si trasformava in animale Zeus perché se si fosse palesato per quello che era, sicuramente l'infinito che Zeus rappresenta. Zeus è uguale a Theos, vuol dire Dio, la divinità nella sua essenza profonda, avrebbe distrutto la finitudine di cui gli esseri umani sono fatti. Quindi non si poteva presentare quale era nella sua dimensione originaria. Tutti gli altri dei, lo sapete, si presentavano agli umani per quello che erano: Marte, Venere, Mercurio, lo stesso Eracle, Proteo, Vulcano, ma Zeus no, doveva scegliere sempre una sua metamorfosi. In alcuni casi poteva essere molto impegnativo per la fanciulla di cui lui si innamorava. Immaginate Pasife, si presentò sotto forma di toro. L'amplesso fu un amplesso particolarmente complicato, tanto che Pasife dovette chiedere ad un grande, straordinario ingegnere che era Dedalo uno scafandro a forma di vacca in modo tale da poter accogliere il toro, ma non scendiamo nei particolari per non creare ruggine sulle gote delle signore, che magari potrebbero anche essere interessate nei particolari. E da questo parto mostruoso nacque il Minotauro, come ben sapete, che qualcosa del papà aveva e sicuramente aveva anche qualcosa dell'umanità della mamma, e lo stesso Dedalo poi dovette immaginarsi un labirinto in cui rinchiuderlo, il Minotauro, che di per sé è già un doppio, perché rappresenta quella parte bestiale, profonda, spaventosa, che alberga dentro ciascuno di noi, e poi quella parte umana e probabilmente la parte mostruosa, come disse Freud, no, all'inizio del Novecento, che è un grande studioso di miti, va sempre chiusa dentro i labirinti della nostra coscienza, dove è bene non avventurarsi troppo, proprio perché ci fa paura. Nel caso di Leda, guardate la bellezza con cui Leonardo lo immagina, è una
tante figure femminili che a Leonardo furono care, secondo alcuni critici questo è il volto di sua madre, a cui Leonardo fu particolarmente legato e affezionato per tutta la vita. Innamorandosi di Leda, Zeus si trasformò in cigno. L'amplesso fu un amplesso dolce, fu un amplesso alato, potremmo dire. E da questo incontro particolarmente curioso nacque Elena, destinata a diventare la donna più bella e più appetibile del mondo. Elena che poi andò in sposa, come sapete bene, a Menelao, il re di Sparta, quindi uno degli uomini più potenti della storia, fratello di Agamennone, il re dei re, signore che poteva gestire una flotta e un esercito da far impallidire il mondo. E questa Elena divenne poi il segno, l'inizio, il seme di una delle tante guerre che da allora, parliamo storicamente del 1200 a.C., ma che da allora non fanno altro che affliggere questa nostra mancanza di umanità. È come se non fosse cambiato nulla, no? Gli esseri umani non imparano mai nulla. Ma non nacque soltanto Elena. Leda partorì anche un uovo. Questa è una cosa molto curiosa, perché ovviamente Zeus si era trasformato in cigno. E quando l'uovo si dischiuse, un uovo cosmico ovviamente, immaginate che l'uovo è in buona parte delle mitologie il simbolo stesso dell'universo. Ha la calotta superiore che rappresenta il cielo, la calotta inferiore rappresenta la terra, ci sono tutti i liquori che rappresentano le linfe, il mare, c'è il tuorlo nel mezzo che è proprio l'immagine stessa del sole, è per gli antichi il condensato stesso dell'universo. Ma quando si dischiuse questo uovo cosmico quasi primigenio, nacquero i due gemelli, Castro e Polluce. Gemelli identici in tutto tranne che per il destino, perché uno era immortale e l'altro invece no. Uno era destinato a oltrepassare il tempo miserabile della nostra finitudine, della nostra povera vita che vale quanto un battito di ciglia, mentre invece l'altro era destinato a vivere per sempre. Ma si amavano a tal punto questi due fratelli che Zeus, che sostanzialmente era il loro padre, provando commiserazione per loro, decise di trasformarli in costellazione. Gli antichi, quando guardavano il cielo, guardavano miti, queste faville che scivolano sul concavo cielo, come diceva Leopardi, raccontano tutte le storie dell'umanità. E la costellazione dei Gemini rappresenta proprio questi due fratelli, con due stelle, soprattutto le più importanti, le più luminose, che si alternano nelle loro fasi di luminosità. Per cui quando una comincia a declinare, l'altra diventa sfavillante e viceversa. Quando la sfavillante comincia ad essere un po' meno brillante, l'altra riprende la forza, evocando ovviamente sempre questa meraviglia dei due fratelli sempre uniti e sempre diversi, sempre allacciati nel nodo dell'esistenza e separati dal loro destino. Mi si chiedeva se c'era un po' di pepe in questa relazione. Sicuramente c'è del pepe, perché insomma un po' ne abbiamo anche già sparso come spezia, ma il pepe consiste in questo ricordo, partendo proprio da Leda e dal suo amplesso con il cigno. Insomma, per gli antichi questi incontri tra Zeus e le sue amanti, Zeus sotto forma di animale, chiaramente andavano a sollecitare tutti i pensieri pruriginosi del caso. Anche noi siamo abbastanza sorpresi, no? Ci chiediamo come. Ma mi piace ricordare un grandissimo imperatore romano, probabilmente il più grande di tutti, Giustiniano. È quell'imperatore che nel 555 dell'era volgare, vuol dire che Cristo ormai era nato da 555 anni, riuscì a unificare l'impero, la sua anima orientale e la sua anima occidentale. Due gemelli, anche quelli. Anche Roma in un certo momento ha vissuto questa gemellarità, con due grandi anime, Roma da una parte e dall'altra la città fondata da Costantinopoli, la Bisanzio, città misteriosissima, incredibile, con dei bassifondi in cui nessuno osava inoltrarsi, nemmeno gli armigeri dell'imperatore entravano nella suburbe di Bisanzio.
E Bisanzio stessa è una città gemellare, perché ha un piede in Oriente e un piede in Occidente, ha un occhio che guarda verso il sole che sorge e l'altro occhio che invece ha tutta la nostalgia del sole che va a tramontare. Da una parte c'è la vastità delle steppe eurasiatiche e dall'altra parte c'era un mondo che stava invecchiando, il mondo dell'impero romano, avrebbe avuto ancora uno spiraglio di luce. Perché vi dico questo? Perché Giustiniano da ragazzino era un impenitente, era un ragazzo di malaffare, era uno che aveva creato grossi problemi sia alla sua mamma che al suo papà, come nelle migliori famiglie. Il padre ad un certo momento disperava del fatto che Giustiniano potesse succedergli al trono di Costantinopoli e quindi al trono dell'impero, perché era uno scavezzacollo incredibile, era privo di re, era l'anarchico probabilmente che è stato evocato dal Presidente poco fa. Era uno che mal sopportava le regole, era indisciplinato, spesso se ne tornava ad ore improbabili al mattino, dopo essere stato frequentatore di taverne e di postriboli. C'era uno spettacolo che gli piaceva nel ventre di Bisanzio, ed era lo spettacolo in cui ogni sera si metteva in scena l'accoppiamento tra l'Eda e il Cigno, e funzionava in questo modo. Dovete immaginare una Bisanzio sulfurea, nebbiosa, una Bisanzio misteriosa, notturna, lontana dalla bellezza, dalla sfarzosità della corte, lontana dai grandi retori, dai poeti, dagli scienziati, dagli astronomi. È la Bisanzio delle meretrici, degli accattoni, degli storpi, la Bisanzio dei laghi, dei tagliagole. Quella era la Bisanzio che piaceva al giovane Giustiniano. La scena si presentava in questo modo: la ballerina del momento, la più bella, la più sensuale, la più attraente, la più seducente, la donna più bella dell'impero, così perlomeno veniva raccontata dai post-it oppure dai social dell'epoca. Si presentava sulla scena e cominciava a danzare. La sua era una danza febbrile, tanto che più di qualche senatore ci rimase, si fece prendere da colpi apoplettici, proprio morì, non riusciva a resistere, perché era capace, pizzicando una lira, di muoversi in una maniera così sinuosa e così bella da creare ottundimento, e beatitudine e beatitudine, anche i due termini si richiamano molto da vicino, no? tra il pubblico. Nel momento in cui le sue ancelle la svestivano di tutti i suoi panni, cominciavano a cospargerle il corpo di miele, curve meravigliose e bellissime che venivano carezzate dalle mani delle sue ancelle. E a questo punto altri 3 o 4 senatori ultra-ottogenari ci rimanevano sul pubblico, ma non bastava, perché poi cospargevano il palco di chicchi di grano, e l'étoile, potremmo chiamarla così parlando di stelle, lentamente si rotolava in modo tale che i chicchi di grano ne rimanessero appiccicati al corpo. In quel momento entrava il Cigno, che evidentemente era molto più attratto dai chicchi di grano piuttosto che dalla bellezza della ballerina, e cominciava a beccarle il corpo e i turgori del suo corpo, e lei simulava l'amplesso con l'animale. Applausi. Giustiniano, dopo 5 volte che partecipò allo spettacolo, si presentò da suo padre e gli disse una cosa di questo tipo, ve la traduco all'impronta del greco: papà mi vuole sposare. E il padre fu felice e disse bene, e chiamò la moglie, disse: il nostro figlio ha messo la testa a posto, finalmente si vuole sposare, avremo un'imperatrice, avremo degli eredi, e con chi mai ti vorresti sposare? E lui disse: Teodora. E il vecchio imperatore a un certo momento disse: Teodora, questo nome mi dice qualcosa. E la moglie gli diede uno schiaffo, perché se gli diceva qualcosa, evidentemente anche lui era stato sotto mentite spoglie ad assistere a questo spettacolo. Teodora era la ballerina, e Giustiniano si era innamorato proprio di lei. Grande Giustiniano, perché l'amore non ha né confini, né classi sociali, né decenza. Quando tu ti innamori ed è per sempre. E fu un amore talmente travolgente che dura ancora oggi a distanza di centinaia e centinaia di anni. Entrate a Ravenna, nella magnificenza dei mosaici bizantini, voi vedete Giustiniano
che da una navata continua a guardare gli occhi meravigliosi, cerulei e profondi di Teodora, la più grande imperatrice della storia, colei che nacque sotto altre spoglie, apparentemente sotto altri destini, però riuscì a coronare il suo sogno. È una specie di pretty woman della storia, no? Ogni tanto ce lo dimentichiamo, e sono ancora lì. Quindi questo per testimoniare il fatto che questo mito, il mito della nascita dall'uomo dei due gemelli, era straordinariamente interessante, straordinariamente importante. Questa è Leda, e questi chiaramente sono i Gemini, da un bellissimo incunabolo che racconta la costellazione, la magnificenza della costellazione, di quante stelle si compone, e soprattutto insiste su quelli che sono i caratteri di coloro che nascono sotto le stelle dei gemelli, che sono di straordinario interesse, perché adesso io non mi occupo di oroscopi, ma perlomeno nel mondo antico chi nasceva sotto la costellazione dei gemelli era dotato di un'anima estatica, un'anima che era capace di contenere dentro di sé i 4 elementi cosmici: l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, l'alto e il basso nello stesso tempo, il bene e il male, la capacità di creare, la capacità di distruggere, una vena malinconica e una vena satirica, umoristica, e nello stesso tempo capace di entrare nelle profondità, spesso celate ad altri. Adesso non so se i tanti gemelli presenti qui si riconoscano nel segno, ma sicuramente per gli antichi era una costellazione particolarmente interessante. Ma quello che mi interessa è che nell'immaginario collettivo del mondo antico questa costellazione venne attribuita a 2 figure mitiche importantissime. Castore e Polluce diventano 2 divinità di straordinaria capacità fondativa nell'Olimpo del mondo antico, e sono Ercole e Apollo. Quindi li vedete proprio rappresentati con le loro competenze. Ercole ha la clava in mano, Apollo ha la lira e ha anche la freccia dardeggiante. Perché sono interessanti queste 2 divinità? Perché probabilmente rappresentano la gemellarità del Sole, di un Sole solstiziale, potente, potentissimo nel solstizio d'estate, è Apollo, è il Sole che risplende, il Sole potente, è il Sole che sembra non doversi spegnere mai, che ha sempre l'ultimo raggio, l'ultima saetta, che è capace di far imbiondire il grano, che fa rinverdire i fiori, che ci conferisce il senso della vita, il palpito dell'esistenza. E dall'altra parte invece c'è il Sole che va a morire, è il Sole che si avvicina all'altro solstizio, il solstizio dell'inverno. E quindi immaginate, no, le 2 date che sono importanti anche per la chiacchierata che stiamo facendo questa sera. Anticamente il solstizio d'estate si celebrava il 24 di giugno e il solstizio d'inverno si celebrava il 24 di dicembre. Ma la cosa che mi ha sempre appassionato, questo è tipico dell'ambiguità del segno dei gemelli, è che quando noi celebriamo il Sole che è all'apice della sua potenza, quindi il 24 di giugno, in realtà stiamo celebrando un Sole che sta per andare a morire. È un Sole che dal giorno dopo comincia a morire e andrà morendo lentamente fino ad arrivare al solstizio d'inverno, fino ad arrivare al 24 di dicembre, quando è lì per spegnersi, eppure dal giorno dopo comincia a rinascere, comincia a crescere. È come le 2 stelle dei Gemini, come Castore e Polluce che si scambiano in qualche maniera la sfolgorante bellezza dentro il firmamento. E questo è un po' il crisma, se volete, la metafora della nostra esistenza. Dicevano gli antichi: io cominciai a morire nel giorno stesso in cui sono nato. Sì, non è una grande bellezza ottimistica, però in effetti è vero. Il primo respiro che noi facciamo è un respiro in meno rispetto a tutti i respiri che faremo. Ma questo ci consola, perché ci fa pensare che il nostro ultimo respiro, quando verrà il più tardi possibile, non è la fine, non è la conclusione di tutte le cose, ma indica soltanto un altro inizio, è un'altra luce sfolgorante che probabilmente si aprirà, che ci aiuterà a essere ancora metamorfosi, a ritornare sotto altra forma. Ricordate Davide Maria Toroldo, che cosa diceva? Questo grande prete, lui sì anarchico,
assolutamente al di fuori del Tempio, dentro il Tempio, ma al di fuori del Tempio. Diceva con quella sua voce patriarcale, il patriarcato giusto, non il patriarcato cattivo, una voce patriarcale, terribile, contadina, figlio di una famiglia molto povera di Coderno. Diceva nel suo friulano di Coderno: chi di noi, Wars, non si sepolissima, si semeni, che è bellissimo. Quando noi, tra le nostre genti, che sono genti contadine, i morti non vengono sepolti, ma vengono seminati. E vengono seminati perché possano fiorire un giorno altrove, perché possano rinascere sotto forma di vento, sotto forma di faristies che salgono su dal focus larium, dal fogolare, dal fuoco degli antenati. Sono forse la vora che inquieta sugli scuri per chiedere di non essere dimenticati. Insomma, c'è questa gemellarità che continua, che insiste, no? Nei miti fino ad arrivare a noi oggi. E arriviamo a toccare una tematica che è particolarmente curiosa e poco conosciuta. Secondo i molti Vangeli che ebbero modo di esprimersi dagli anni 70 dell'era volgare, Gesù era morto da pochissimo tempo, no? 33. Gli anni 70 sono la florescenza di buona parte dei Vangeli. Noi ne conosciamo 4, sono i Vangeli canonici, quelli che poi la Chiesa ha accettato, ma ce ne sono tantissimi. C'è un Vangelo scritto da Giuda, c'è un Vangelo scritto da Maria Maddalena, ce ne sono a centinaia. La Chiesa non li ha accettati per ovvie ragioni. Sarebbe interessantissimo fare un seminario sugli apocrifi, perché disvelano tutto un immaginario che noi non conosciamo, non riusciamo quasi nemmeno più a controllare. Ma in base ad uno di questi Vangeli si dice che Giovanni il Battista e Gesù fossero gemelli. Allora, il Vangelo si dice che erano cugini, lo sappiamo, ma è straordinario, no, il racconto. Giovanni nasce il 24 di giugno, Gesù nasce il 24 di dicembre, la notte tra il 24 e il 25, quindi a 6 mesi di distanza. Ricordate l'episodio evangelico in cui Maria saluta Elisabetta si sente sussultare dentro il ventre il frutto del suo grembo e non immaginava nemmeno di poter aspettare bambini, perché il Vangelo si dice che era già piuttosto in avanti con l'età. È un miracolo, forse è il primo miracolo che compie la Vergine, no? La Vergine Maria. La saluta, cioè le dà la salute, interessante anche questo, e la salute diventa vita che germina dentro il suo grembo. Però Elisabetta in ebraico è Eloh e Bet, che vuol dire la casa dello spirito. È il tempio in cui lo spirito attecchisce e rigenera. Per questo, secondo alcuni Vangeli apocrifi, qui è Piero da Francesca in una delle sue espressioni più grandi, più belle, guardate come si assomigliano Giovanni e Gesù, e come tutta la loro vita sarà una vita intersecata. Giovanni vox clamantis in deserto, la voce che grida nel deserto. Giovanni del fuoco e dell'acqua. Giovanni che usa l'acqua ma dice ci sarà qualcuno dopo di me che verrà a battezzarvi con il fuoco, e intende parlare proprio del Cristo, di colui che lui riconosce nelle acque del Giordano. Quindi ancora una volta 2 gemelli, uno destinato a morire, uno mortale, Giovanni, la cui testa tra l'altro viene tagliata perché per volontà di una donna lussuriosa, Erodiade, che fa danzare sua figlia Salomè nello stesso modo in cui avete ascoltato, no? Veniva messa in scena la rappresentazione dell'amplesso tra Leda e il Cimbro. Ci sono delle sovrapposizioni che ritornano, che sono appassionanti, di cui non si parla mai abbastanza, di cui è necessario approfondire sicuramente. Ma non basta, perché Caravaggio, lo splendore di Caravaggio. Qui c'è la scena in cui Tommaso inserisce il suo dito dentro la carne del Cristo. Credo che nessuno come Caravaggio sia stato capace di carnalità, della rappresentazione della sensualità, anche quando la sensualità è dolorosa. Pensate alla morte della Vergine, rappresentata da una prostituta raccolta di Tevere, tra l'altro, quasi una bestemmia che si fa quadro, no? Che si fa cromia. Quando un cardinale che commissionò il quadro riconobbe nelle fattezze della Vergine la meretrice, voleva condannare a morte Caravaggio. Caravaggio gli fece notare che se riconosceva la meretrice probabilmente ne era un frequentatore, e per questo ritirò la condanna.
alle volte succedono anche queste cose. Però la sacralità del Caravaggio sta tutta nella carnalità. Guardate come il dito entra dentro la piaga. I Vangeli ci dicono che Tommaso veniva chiamato Didimo da Gesù, e Didimo in greco vuol dire gemello. E c'è tutta una tradizione gnostica, una tradizione sapienziale, in cui si dice che, così come Giovanni e Gesù, anche Tommaso e Gesù sarebbero stati gemelli. E questo apre chiaramente delle voragini, delle vertigini. Il sottotitolo è un sottotitolo eloquente per questo. Quanti fratelli poteva avere Gesù? Quanti fratelli aveva realmente Gesù? Ma lui unico, perché unico verbo incarnato. Interessante. Non è il caso di parlarne adesso, però fa sempre parte del gioco dei gemelli. E ancora, questo è meraviglioso, quando Gesù si trova davanti a Pilato e gli pone la domanda, qui est. Pilato pone la domanda a Gesù, dopo averlo fatto fustigare, ma quid est veritas? Che cos'è la verità? E Gesù gli risponde, est vir qui adest, è l'uomo che ti sta di fronte. E questi sono i Vangeli nella Vulgata di Girolamo, anche lui balcanico. Girolamo veniva da Stridone, attuale piccolo villaggio in Croazia. Ma quando Gesù risponde, non fa altro che prendere le parole della domanda di Pilato, quid est veritas, e le scompone. Prende le lettere, le ricompone e risponde utilizzando le stesse lettere usate da Pilato. Se voi prendete le lettere di quid est veritas, le scomponete, le ricomponete, viene fuori est vir qui adest, è l'uomo che ti sta davanti. Ora, il fatto che Gesù, di fronte al punto cruciale, che poi diventa proprio croce della sua esistenza, rispondesse con una sciarada, non so quanto possa essere credibile, però è di una potenza incredibile, perché vuol dire, prendi la parola e gioca con il suo gemello, gioca con il suo doppio e troverai la verità. E la verità è sempre dentro l'umano. La verità è sempre il nostro gemello fatto di carne e di sangue. È l'altro da sé, è l'altro sé, non altro da sé e basta. È l'altro sé. La risposta è, se Pilato, tu che sei il garante della legge di Roma, vuoi sapere qual è la verità, non devi cercarla nei codici, devi cercarla nell'umano, perché siamo tutti fratelli. E il fatto è che ce ne dimentichiamo, spesso usiamo la legge come giustificazione per ricordarci che siamo tutti fratelli e sorelle e che ogni azione contro gli altri è un'azione etnocida, è un'azione fratricida profondamente inaccettabile, come quella compiuta tra Caino e Abele, non c'è assoluta differenza. Questo è assolutamente interessante. E arrivo all'origine di tutti i tempi. Forse è la parte più misteriosa della chiacchierata che facciamo questa sera. C'è una tradizione balcanica, nella fattispecie romena, che racconta che quando il quinto giorno Dio creò la luce, per la prima volta si vide riflesso sulla vasta e immota distesa delle acque. È affascinante, no? Il fatto che nemmeno Dio fosse in grado di riflettere prima di realizzare la luce. Dio comincia a riflettere e a riflettersi, quindi a vedere il suo doppio, soltanto nel momento in cui crea la luce. È potente come immagine. Soltanto che per la prima volta vede il doppio da sé, il suo doppio. Per l'eternità che aveva preceduto la creazione, Dio era convinto di essere lui da solo. E forse per mancanza d'amore, perché Dio crea e crea per un'esuberanza d'amore. Perché Dio ha creato l'universo, se era perfetto e non ha bisogno di altro. Crea il mondo perché lo ama a tal punto da diventarne madre. Adesso so che sto dicendo una cosa eretica. E una madre che cosa fa nel momento in cui ama a tal punto ciò che genererà? Lascia spazio dentro di sé per poterlo accogliere. Dio fa la stessa cosa col mondo e si finitizza, riflette, vede il suo doppio riflesso, la sua ombra, e gli chiede: e tu chi sei? E l'ombra gli risponde e gli dice: io sono tuo fratello oscuro. Fa venire il brivido. Chi è il fratello oscuro di Dio? Et ne nos inducas in tentationem. Non lo si può usare più nel Padre nostro. Non induci in tentazione, l'hanno tolto.
Benedetto XIV lo ha espunto e lo ha trasformato in non abbandonarci nella tentazione. Perché? Perché per 2000 anni abbiamo detto non indulgi in tentazione, né nos inducas in tentazione, perché dentro l'immagine stessa, dentro il concetto stesso di Dio c'è il bene e c'è il male, c'è anche il diabolè, quello che abbiamo evocato all'inizio, c'è anche il doppio di Dio che è il diavolo. Ma uno potrebbe dire, e allora cos'è una diarchia? È una polisemia, è un politeismo? No, ma se noi immaginiamo un'origine del male che è contrapposta all'origine del bene ed è esterna all'origine del bene, vuol dire che Dio non è onnipotente e vuol dire che Dio non è tutto, ma che è qualcosa che si finitizza per ammettere anche il male. Vi ricordate Giobbe? Il capitolo di Giobbe è spaventoso. Giobbe è il più grande appassionato, il più grande innamorato di Dio. E il diavolo tenta Dio, gli dice: per forza Giobbe è così innamorato di te, gli hai dato tutto, ha campi, ha stalle, ha case, è ricco, comincia a bruciargli tutto il raccolto, distruggigli tutti i campi, e Dio gli distrugge tutti i campi. E Giobbe continua a pregare Dio. E Dio va dal diavolo e gli dice: hai visto quanto mi ama? E il diavolo dice: per forza ti ama, sì, gli hai distrutto i campi, però mandagli in rovina anche la casa, e poi vediamo che cosa fa. E Dio gli manda in rovina la casa. E Giobbe continua a pregare Dio e lo ringrazia. E va dal diavolo, Dio gli dice: hai visto quanto Giobbe mi ama? E il diavolo dice: per forza ti ama, ha ancora tutti i suoi figli che sono vivi, uccidili i figli e vediamo se continua a pregarti. E Dio, ascoltando il diavolo, gli uccide tutti i figli. E Giobbe continua a pregare Dio e Dio è felice di questo. Il diavolo dice: ma in fondo sai com'è? Ha ancora la salute, trasformalo in una crosta vivente, riempilo di piaghe, dagli tutte le malattie del mondo, e Dio lo fa. E Giobbe rimane talmente impuro, talmente malato e talmente colpito dal dito di Dio che deve rimanersene su di un letamaio, tanto è il tanto della decomposizione del suo corpo, che la puzza del letame riesce a coprire quella della decomposizione della sua carne. E lui continua a pregare Dio, fino a che la moglie gli si presenta davanti e gli dice: ma basta, cioè tu continui a pregare Dio con tutto quello che ci ha fatto, guarda come ti ha ridotto, e tu continui a pregarlo. E in quel momento, solo in quel momento, Giobbe vacilla e Dio si arrabbia e dice: ma come? Ma con tutto l'amore che io ho per te tu vacilli? E il diavolo gongola e trionfa. Ma chi è il diavolo? È il fratello oscuro di Dio, allora. È quell'ombra di Dio che permette a Dio di farsi tentare e di diventare giomello di se stesso, diventare diabolè a tal punto da portare il male nel mondo. Io non ho una risposta, però questa è una testimonianza che arriva dal mondo antico. Nefartatu vuol dire il fratello oscuro, ed è quel fratello oscuro che voi vedete trasformarsi nell'immaginario balcanico romeno, nel Nosferatu, che vuol dire colui che non può morire. Il vampiro, colui che rappresenta la parte oscura dell'uomo, la parte corrotta, quella che per vivere ha bisogno di sangue, quella parte umana, quel sangue di Caino, infetto, maledetto, che ha bisogno di cibarsi del sangue degli innocenti. E l'immagine del vampiro come il gemello oscuro di tutti noi, il Nefartatu, il Nosferatu, è un'immagine che è particolarmente interessante, perché maledizione, più che Jonathan Harker, le donne sono affascinate da Dracula, e questo a me dispiace, perché i bravi ragazzi non hanno questo grande appeal. È colui che morde, è colui che arriva nel buio dell'inconsapevolezza, è la nostra parte oscura, la parte gemellare, la parte che sta in ombra, la stella che declina, il sole che va a morire, l'ombra di Dio che diventa così tanto affascinante e che non riesce a morire, e che forse la sua maledizione è proprio quella di non poter morire, di non essere in grado di morire, perché la morte può essere una benedizione se la vita è male. C'è un passaggio spaventoso, adesso parliamo di Plauto, ci solleviamo un po', ma c'è un passaggio spaventoso di Euripide che dice: la vita è male,
la vita è male, per cui il dono più grande che Zeus ti possa fare è farti morire. Ma c'è un dono ancora più grande, e cioè non farti neanche nascere. È proprio il nichilismo assoluto. Arriviamo a Leopardi, alle vaghe stelle dell'Orsa, a Leopardi che guarda il cielo con il pastore errante e dice: ma a che questo sfavillare nel concavo cielo? A che cosa serve? Queste costellazioni, questo cielo stellato, a che cosa serve? Kant avrebbe detto: sì, serve ad avere lo specchio del cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, e sono un uomo e riesco a salvarmi. E anche se sono carico di finitudine non importa, mi salvo. Sui gemelli si può anche scherzare. Plauto, il più grande commediografo del mondo romano, scriveva durante le guerre puniche, aveva bisogno di leggerezza e quindi si inventa tutta una serie di commedie, una più divertente dell'altra, e la più divertente di tutte, vi invito a rivederla se vi capita di andare a teatro, Taormina, in una notte d'agosto con il cielo stellato davanti e il mare che luccica. Nel teatro antico vedere i Menecmi è un godimento che uno dovrebbe regalarsi almeno una volta nella vita, almeno una dovrebbe regalarselo, perché è un'esperienza che non si scorda più, che non si scorda mai. Qual è il plot della commedia dei Menecmi? Ci sono due gemelli che per l'occasione del destino vengono separati alla nascita, vengono accompagnati per mano dal papà ad una grande festa, immaginate voi, no? Canti, balli, giocolieri, funamboli, mangiafuoco. Nella folla uno dei due si perde e si perderà per sempre. Solo, isolato, verrà raccolto da una coppia di pastori, di contadini, e avrà tutta un'altra vita. Questo genererà talmente tanta disperazione, poi il padre morirà di crepacuore, ma prima di morire chiamerà il gemello che è rimasto con il nome del gemello che è rimasto, che si è perduto, Menecco. Però che cosa succede? Che a distanza di anni il caso vuole che il gemello che si era perduto ritorna. Lui non sa di avere un fratello gemello, e neanche il fratello gemello che è cresciuto nel suo contesto familiare sa di avere un suo doppio, e questo ingenera tutta una serie di situazioni parossistiche e ridicolissime che facevano davvero molto ridere. Voi immaginate di avere un vostro doppio assoluto che ad un certo momento interseca la vostra vita e entra nella vostra vita e si sente magari investito di quella che è la vostra esperienza personale, per cui i vostri creditori lo aggrediranno, oppure vostra moglie andrà da lui e pretenderà da lui delle attenzioni che lui non riesce a capire, perché lui non è quel gemello. E tutte queste situazioni sono situazioni che si immillano e che ci fanno pensare ad una cosa: quanto sarebbe bello ogni tanto declinare, abdicare della nostra vita e lasciarla vivere da un nostro doppio, da un nostro socio, da un nostro gemello. È il sogno di Pirandello nel fu Mattia Pascal. È la possibilità ad un certo momento di uscire fuori dalla nostra esistenza e di viverla in maniera completamente diversa, perché comunque c'è qualcuno che ha preso il nostro posto. A lui andava anche bene perché quel qualcuno è morto, e quindi tu puoi addirittura inventarti un'altra vita. Ma quante volte abbiamo pensato, se avessi un clone, e ci arriviamo alla fine della chiacchierata che non arriverà tra molto, abbiamo ancora 5 minuti, credo, 5-10 minuti, ma avere un clone, non un fratello gemello, ma qualcuno che è stato creato in laboratorio in modo tale da affrontare la situazione peggiore e le situazioni più fastidiose della nostra esistenza. Andare dal commercialista, andare dal dentista, sentirle dalla moglie, questo soprattutto per quanto mi riguarda, no? Quando ti rinfacciano quello che hai fatto 15 anni prima, perché ti sei dimenticato di prendere al supermercato quel tipo di prodotto che a lei serviva, e allora ti ricorda che 15 anni prima tu hai bucato la gomma della macchina impedendo di arrivare al matrimonio della cugina, perché questo succede. Quanti di noi vorrebbero avere un doppio? E salutiamo il sindaco di San Daniele che arriva come couple de théâtre, perché parlavamo ovviamente di gemelli, parlavamo di couple de théâtre, quindi vorremmo tutti avere, no? questa opportunità, questa possibilità.
Ma guardate cosa diceva San Paolo di Tarso: videmus nunc per speculum in enigmate, tunc autem face ad facem. Qualche volta è come se noi guardassimo la vita attraverso uno specchio, ed è un enigma. Altre volte invece ci guardiamo negli occhi, riusciamo a guardare la realtà negli occhi. Questa immagine nel Medioevo diventa un punto di riflessione straordinario, e uso il concetto di riflessione non a caso. Guardarsi allo specchio significa cercare il nostro gemello, significa cercare il nostro doppio. Però noi crediamo che sia il nostro doppio, ma non è mica vero, perché è completamente invertito. Perché la parte destra è sinistra, la parte sinistra diventa destra. E per il mondo antico e per il mondo medievale lo specchio è una porta magica. Ogni volta che noi incontriamo il nostro doppio è come se potessimo passare attraverso una porta dimensionale che ci conduce verso mondi altri, eppure vissuti da noi, l'altro da sé. No? Ci sono opere del Medioevo che vanno a squadernare questa meraviglia, diventano addirittura esaltazione dell'arte. I coniugi Arnolfini, no? Nella grandezza dell'arte fiamminga, che ha i più grandi artigiani dello specchio e che quindi gode, no? Dal punto di vista tecnico e tecnologico proprio delle superfici che sono capaci di ritrarre, che sono capaci di riflettere, e in tutta l'arte fiamminga voi trovate sempre uno specchio che permette di vedere le cose che rimangono nascoste. Nel quadro dei coniugi Arnolfini, alla fine della stanza c'è uno specchio, e lo specchio riesce a farvi vedere l'artista che sta rappresentando la scena, che altrimenti noi non potremmo vedere, perché si nasconde. Scusa, io in maniera molto proterva ti ho costretto tra l'altro a guardare tutto di sviego. Sì. E quindi anche questo, no, è un elemento di fascinazione. Lo specchio è ciò attraverso il quale noi riflettiamo, dentro il quale ci riflettiamo, e ci permette di immaginarci universi paralleli. È Alice nel Paese delle Meraviglie. Quello è il senso, no? Passare dall'altra parte dello specchio, entrare dall'altra parte dello specchio. Escher, nella sua metafisica della pittura e del disegno, non fa altro che rappresentare scene di questo tipo. Questo è lui che si riflette in una sfera che tiene in mano. Tutti i suoi universi paralleli sono universi in cui la gemellarità, il doppio assoluto, diventa esploso all'ennesima potenza, e diventa fisica, diventa astrofisica, diventa matematica, diventa capacità di disgregare il mondo, perché nel momento in cui tu entri nello specchio, nel momento in cui tu diventi il tuo doppio, allora hai migliaia di vite che puoi incontrare. Dai, l'avete fatta tutti l'esperienza di avvicinare la mano alla superficie di uno specchio, fino a che il palmo tocca contro il palmo, contro il vostro stesso palmo. E l'idea che a un certo momento quella superficie diventasse liquida l'avete mai avuta? Io sì. Forse dovrei andare a farmi curare da qualcuno di bravo, però è la capacità di rappresentazione, no? Magica. La superficie diventa liquida e tu passi dall'altra parte dello specchio. E ciò che sta da quella parte dello specchio lì diventa la tua vita. Ma qual è la nostra vita reale? Quante volte da bambini abbiamo avuto paura dell'immagine che ci guardava dallo specchio? In quante culture quando qualcuno muore si coprono gli specchi? In quante culture quando qualcuno muore si rompono gli specchi? In quante culture rompere lo specchio significa avere disgrazia, perché vuol dire annullare la realtà. Vuol dire che quella realtà doppia diventa tripla, quadrupla, infinita, perché per ogni scheggia c'è una realtà escheriana da poter vivere e da poter esperire. Tutto diventa copia di se stesso. Dove comincia, dove finisce, chi è che crea, chi è che viene creato? Il nostro gemello, il segno dei gemelli è interessante. Sì, è vero, ha ragione il Presidente, c'è un'affinità. È difficile che un uomo dica che voglio bene, no? Ma c'è un sentimento di voler bene, perché no? Io sono molto affezionato a uno spirito così caustico, così intelligente e così ironico. Perché? Perché forse fa parte della costellazione del gemello, no? Della costellazione dei gemelli. Quello di avere la compiacenza di immaginarsi
Ercole e Apollo, il sole dei solstizi, che tutto può nascere dalla nostra fine. E nel momento in cui noi siamo all'apice, in realtà è il momento in cui cominciamo a decadere. È bella questa immagine, se la pensiamo come una circolarità. Vi faccio solo un esempio tratto da un testo medievale perché è bellissimo, no? C'è un enigma, c'è l'Ars Poetica di Gervasio di Mentley, che è un'opera che a me ha tolto il sonno. Quando ero studente all'università, invece di studiare per l'esame che dovevo sostenere, io mi sono perso nella lettura di quest'opera, per cui l'esame non l'ho superato, perché il professore chiaramente mi chiedeva i testi che mi aveva suggerito per l'esame, ma io gli dicevo, ma a me piace questo. È un testo fatto di enigmi, e sono tutti enigmi che giocano sul senso della gemellarità. Filia sum solis, sono la figlia del sole, et sum cum sole creata, e sono stata creata assieme al sole. Sum deces quinque, sum quinque decemque vocata. Io sono la 10 e 5 e sono la 5 e 10 chiamata. Chi sono? Lux. È la luce. Io sono la figlia del sole e sono stata creata con il sole. Io sono 10 volte 5, quindi è 50, e io sono il 5 10. 50 è la L, e il 5 è la V, il 10 è la X. Le mettete insieme e viene fuori Lux, è un enigma. E per firmarsi, l'autore si firma con un altro indovinello e dice: quis dedit lui operi luce, chi ha dato la luce a quest'opera, giocando ancora una volta con il termine di luce. Vuoi sapere il suo nome? Allora aggiungi la testa della lettera G e poi trasponi con le sue stesse orecchie quello che ti viene fuori. E se tu metti allo specchio suis aure e ci metti la G davanti, viene fuori Gervasius, che è Gervasio di Mentley, l'autore di questo testo. Suis aure, se lo leggete allo specchio, viene fuori Erovasius, ci mettete davanti una G e viene fuori il nome. Soltanto che G è proprio il punto centrale dell'universo, il punto G, che è l'elemento erogeno dell'universo, l'elemento erogeno del corpo femminile, l'elemento erogeno del matriarcato, di questa divinità che crea in continuazione immagini, perché i sogni sono immagini, ancora una volta, no? Cosa succede quando ci innamoriamo del nostro doppio? Ci cadiamo dentro. Quando avviciniamo troppo le labbra al nostro ego, quando la nostra gemellarità diventa talmente prepotente da diventare l'abisso dentro il quale noi guardiamo, allora, come dicevano i commentatori medievali, è l'abisso che guarda dentro di noi. E noi ci scivoliamo dentro e muoiamo. Narciso. Il narcisismo, la malattia più grave del nostro tempo. Perché ci fa prendere troppo sul serio. Talmente tanto sul serio che diventiamo noi il doppio di noi stessi. Diventiamo non l'altro noi, ma diventiamo l'altro da noi. E quindi ci alieniamo. E tutta la letteratura, soprattutto dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, è rimasta affascinante per questo. Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde non è forse la capacità di ritrovare quel lato oscuro di cui parlavamo all'inizio. Quanto sarebbe bello se la medicina, e qui in sala ci sono, no? Menti e luminari, riuscisse a trovare l'antidoto al male, ma non soltanto al male che affligge il nostro corpo, l'antidoto metafisico che è capace di isolare il male che è dentro di noi, di far emergere il nostro doppio cattivo, il nostro doppio malvagio. E questa l'intuizione di Stevenson. Riuscire a guardare dentro noi stessi e vederci come Mr. Hyde, che in inglese è colui che si nasconde, to hide, è quello che si nasconde dentro di noi ed è brutto. E a volte noi non lo vogliamo guardare, non lo vogliamo sapere. E Oscar Wilde, nello stesso giro di anni, si inventa la meraviglia del doppio che diventa quadro, nella meraviglia, no, di Dorian Gray, soltanto che è un quadro che raccoglie tutto il male che lui compie nella vita. E quindi quel quadro lì invecchia, diventa colpito dalla table della consunzione, del peccato, mentre invece il suo doppio rimane sempre bello, giovane, capace di compiere qualsiasi nefandezza senza ferire mai il suo corpo e senza offendere mai la sua anima. Però alla fine i due si incontrano.
e nell'incontrarsi si annullano a vicenda. Arrivo alla conclusione che è terribile. C'è qualcuno che li ha studiati i gemelli, nella voce orribile del secolo breve, nell'alito spaventoso del secolo breve che ancora non ci lascia. Quel ridanciano medico mediocre che aveva la possibilità di fare fortuna soltanto perché indossava una divisa spaventosa che porta nelle mostrine il segno delle SS. L'avrete riconosciuto, Joseph Mengele. Joseph Mengele lavorò sui gemelli, soprattutto sui bambini, su bambini gemelli. Qual era la sua idea? Beh, insomma, su questo potremmo aprire dei seminari. L'eugenetica, la possibilità di trovare nel corpo perfetto e geneticamente replicabile la possibilità di avere un laboratorio in cui studiare tutte le possibili malattie che avrebbero potuto affliggere l'altro corpo e quindi in qualche maniera poterle prevenire. Solo che per poterle studiare bisognava in qualche maniera causarle, inocularle, agevolarle. La storia dei gemelli di Joseph Mengele è una storia ravvelante. Le ultime 2 bambine sopravvissute a Mengele, sopravvissute ai dati anagrafici, hanno recentemente, una delle 2 sopravvissute recentemente, rilasciato una testimonianza che è diventata un libro che andrebbe letto. Come l'innocenza può morire in un campo di sterminio. Ma vi lascio questa così, sollecitazione. C'è un quesito che è stato posto a uno dei tanti nuclei etici che sono presenti anche nella nostra regione, no? e che si chiedono, no? L'etica della cura. Uno dei tanti quesiti è questo: se noi oggi riusciamo ad avere una cura che è stata sperimentata e validata in un campo di sterminio nazista, eticamente la possiamo utilizzare? Allora, il discorso è molto pesante, però è estremamente interessante. Andiamo oltre. Non pensiamo ad una cura che ci salva la vita. Pensiamo semplicemente ad un cosmetico. Avete idea di quanti cosmetici noi oggi utilizziamo che sono stati testati su cavie umane in campi di concentramento nazisti? Li usavano per esempio per riuscire a capire in quanto tempo si potesse cicatrizzare la pelle ustionata, e pensavano chiaramente ai soldati che magari si trovavano nel deserto, gli Africa Corps, quelli di Rommel. Il sole bruciava le carni, bruciava la pelle, e quindi era necessario sulle cavie trovare dei balsami lenitivi che potessero in qualche modo fungere da copertone solare. Beh, noi in molti copertoni solari che utilizziamo quelle ricette lì. È etico usarle? In molti studi sulla pressione, per esempio, fino a quanto può resistere il corpo umano ad una pressione molto bassa. Per esempio, immaginate i piloti che salgono prima che gli organi interni gli esplodano. Beh, è utilissimo per studiare la depressurizzazione delle cabine degli aerei. Quando noi prendiamo un aereo non ci chiediamo se il nostro stare bene dentro l'aereo è dovuto al fatto che un prigioniero è stato messo dentro una camera e gli è stata tolta la pressione fino a che gli organi interni non sono saltati. E la stessa cosa valeva per l'eccesso di pressione, andava bene per i sommergibilisti, per coloro che si trovavano negli Unterhaifischboot, i famosi U-boot sommergibili tedeschi. Si aumentava a tal punto la pressione fino a capire a che punto sarebbero collassati poi gli organi interni. È etico o non è etico giovarsi oggi di quello che è stato fatto sui gemelli e soprattutto sui gemelli? Non è una distopia, e qui sì che sarebbe bene un convegno etico e medico nello stesso tempo, il fatto che attraverso la clonazione noi potremmo teoricamente avere un doppio di noi stessi, cui attingere per prendere gli organi senza la possibilità di avere crisi di getto, perché siamo noi, se ci riuscissimo.
È etico o non è etico? Riuscire a costruire in laboratorio un nostro gemello è etico o non è etico? Che bella domanda, parlando di gemini e parlando di gemelli. È una domanda alla quale noi non ci possiamo sottrarre. Però io vi voglio lasciare con un senso di leggerezza e voglio dedicarlo proprio al gemello che mi sta accanto, che si occupa di questo, che si occupa di quella parte che gli antichi ritenevano specchio dell'anima e che dicevano che la pupilla si chiama così perché in latino pupilla vuol dire bambolina, e infatti quando tu guardi dentro gli occhi di qualcuno e devi essere molto vicino, vedi una bambolina, pupilla vuol dire bambolina. Quando tu ti avvicini a tal punto agli occhi di una persona, vedi una bambolina dentro quel cerchio scuro che noi chiamiamo pupilla, e lo chiamiamo pupilla perché c'è una bambolina. In realtà quella bambolina che noi vediamo siamo noi stessi, che ci riflettiamo negli occhi di coloro che ci stanno di fronte. È chiaro che per stare così vicino a qualcuno io gli devo volere un sacco di bene. Nel momento in cui io mi avvicino ad un volto di una persona che amo e non ho pudore ad avvicinarmi, e magari mi avvicino perché la sto per baciare, e il bacio, come Dante ci insegna, è talmente potente da fermare addirittura il suono dell'inferno, lampo, cammin, baciò, tutto tremante, Paolo e Francesco. Poco prima di baciare io vedo dentro gli occhi di lei la sua anima, ma in realtà non è la sua anima, sono io che li sto riflettendo nella concava superficie dei suoi occhi e mi innamoro. Ma di chi? Di lei o di me che li trovo dentro i suoi occhi? Anche questa è la domanda da Gemelli. Un poeta friulano che ci manca tanto, un poeta pazzo, completamente pazzo, e che si chiama, perché i poeti si chiamano, non muoiono mai, Federico Tavan, scrisse questo verso che secondo me è immortale e che io dedico al Presidente per il mestiere che fa, ma dedico a tutti voi questa sera. Lo diceva nel suo Friulano di Andreis: hai di sta dentro ai tiei voi pasione, io devo stare dentro ai tuoi occhi per poterli vedere, e credo che questo sia il suggello più alto di ogni possibile gemellarità. Se noi riuscissimo a guardarci attraverso gli occhi degli altri, io credo che non occorrerebbe neanche fare guerre, perché avremmo già vinto ogni possibile pace. Grazie. Io no bilancia. Naturalmente oltre a questo noi tutti ci aspettiamo prima o poi un ritrovato, non si può magari un filologo scritto allo stadio, cose del genere, un filologo doveva fare due cose. Abbiamo la fortuna di avere il sindaco che è venuto a trovarci, sindaco che Gemelli non poteva mancare. Sì, si è perso una parte della conferenza, ma comunque già insomma, sono molto contento che sia venuto tra Gemelli. Un saluto. Vi ringrazio e mi scuso per il ritardo. Avevo promesso al nostro Presidente e anche a voi l'ultimo incontro che sarei venuto, uno perché sono anch'io di Gemelli, due perché avevamo l'opportunità di sentire Angelo Flormo, che è un nostro stimato collaboratore, non posso dire un cittadino perché vive in un paese vicino,
però insomma lo sentiamo come sandanilese, intendendo San Daniele qualcosa di più grande della singola città. E io mi sono preso solo un quarto d'ora di questa trattazione sui gemelli e voglio lasciare un po' in parte l'ultimo pezzetto, che è quello un po' più triste, però la parte dello specchio, la parte di confrontarsi con se stessi, di guardarsi, di farsi delle domande, di darsi delle risposte, di interrogarsi se si fa bene, se si fa male anche nel quotidiano. No? Mi capita tutte le mattine, come tutti voi immagino, di guardarmi allo specchio e di chiedermi se la giornata prima l'ho fatta più o meno bene e soprattutto se quella che mi appresto ad affrontare sarà foriera di positività, di cose negative. E devo dire che che questo fatto di essere del segno dei gemelli mi ha sempre un po' aiutato a pensare che non sono da solo ma siamo in due e quindi siamo un po' più forti. Poi adesso avete parlato il prossimo anno del segno della bilancia, io sono gemelli ascendente bilancia, quindi vorrei pensare che siamo in 4 ed effettivamente fare il mestiere del sindaco e stare su più tavoli. 2 giorni fa ero a Malta, ieri a Roma, oggi eravamo adesso a Udine con l'Arma dei Carabinieri, adesso l'ultimo quarto d'ora qui a Fagagna a sentire Angelo Flormo, è qualcosa di abbastanza complicato e servono un sacco di energie. Però è anche vero che sentendo degli ospiti illustri come quelli che voi portate alle vostre serate, no, anche se si è arrivati alla fine di una giornata pesante come è stata quella di oggi per me, ci si ricarica le batterie, ci si lascia anzi si torna a casa con alcune idee nella testa che poi nei giorni successivi, magari non il giorno dopo, ma 3, 4, 5 giorni dopo, una settimana dopo, riaffiorano e si fa tesoro. A me questo capita quando vengo qui, anche con il presidente di Confindustria, mentre parlava, insomma, mi venivano delle idee e qualche giorno dopo queste idee sono riaffiorate, in qualche maniera hanno, diciamo, spinto le mie decisioni in una direzione un po' differente da quella che poteva essere se non fossi stato qui. E così anche quello che diceva Angelo poco fa. Anche sulla parte negativa di Mengele, della quale non voglio parlare, sulla parte dell'eticità, sull'utilizzare alcune cure, alcune sperimentazioni che sono state fatte in quel tempo. Mentre lui parlava mi stavo già dando una risposta, però una risposta acerba, per cui la voglio veramente maturare. Però credo che sia questa la funzione del vostro club, quello di cercare di dare a ognuno di voi, a ognuno di noi, degli spunti di riflessione, soprattutto metterci dei dubbi, lasciarci con della leggerezza, ma anche con delle cose pesanti, e questo può fare di noi nient'altro che un miglioramento costante. Quindi il fatto che si trattino tanti temi, che si affrontino la leggerezza e la pesantezza del genocidio, gli esperimenti sui gemelli, parlare dello specchio, parlare dell'arte, parlare della concezione anche filosofica, sono tutte cose che insieme magari sembrano stonare, ma in realtà ci stimolano così tanto che hanno un impatto sulla nostra vita e su quello che facciamo. Se poi ha un impatto sulla vita di persone che si danno da fare, che hanno delle attività, a loro volta impatteranno su delle altre, quindi sono cose veramente non banali. Quindi un plauso al Presidente, un grande ringraziamento ad Angelo Floramo, e la sfida dei 12 segni va benissimo, quindi ne abbiamo ancora il libro erotico. Quando ho toccato il punto G, insomma, c'è stato un movimento in sala. Va bene, grazie e continuate così. Io sto zitto e altri gemelli, uno diverso, uno gemello, veramente parla, quindi vado tranquillo. Niente, è stata una bellissima serata, credo che abbiamo chiuso molto bene l'annata, sono contento di averci pensato insomma, per farlo. Naturalmente adesso c'è il ringraziamento. Il ringraziamento c'è il nostro biloncino con una firma con scritto poco perché è solo grazie. Grazie. L'altro gadget ufficiale è il quarto di prosciutto.
gadget, no? Il gemello. Floramino? No, è troppo incastrato. Floramo. L'ultimo gadget è una bottiglia di vino, ma una bottiglia particolare, uno perché è un vino buono, cioè il veicolo di Vidori è un vino secondo me molto buono. Una volta avevo bevuto un barbaresco, ma questo lo conosco già, era uguale, insomma, veramente molto buono. L'altro motivo è perché il nonno di Angelo ha lavorato per l'azienda di mio zio Esito, Vidori, e quindi così mi sembrava ci fosse qualcosa di affettivo anche nel portare il vino, oltre che buono. Con il vino c'è anche il veneno. Grazie. Comunque, sono candidati, questa sera avevo chiesto se riuscivano a fare un menù balcanico, del Presidente. C'è qualcosa di balcanico, meglio ci sono i cevaci. Le spalle,